Pronti? 1, 2, 3. Buona questa partenza con veloce Goccia Azzurra Cup che prende subito la testa nei confronti di Gravina MF, mentre in terza posizione alla corda c'è Goal B, di fuori Guernica LJ, poi Glauce degli Dei, quindi Gibbs Francis, ancora Golden Jove alla retroguardia, Gioietta. 14,7 per i 200 metri di corsa da parte di Goccia Azzurra Cup che guida su Gravina MF. Di fuori è rimasta Guernica LJ che precede sempre in corda Goal B, quindi Glauce degli Dei, Gibbs Francis, ancora Golden Jove, Gioietta. 29,8 per i 400 metri di corsa, comunque veloci, vista la partenza da fermo. E sulla curva di destra Goccia Azzurra Cup tira una drastica frenata, 16,6. Numero 7, Golden Jove, squalificato. Sulla retta opposta alle tribune prosegue in vantaggio Goccia Azzurra Cup, sempre davanti a Gravina MF. Di fuori Guernica LJ lascia fare, ovviamente una volta trovatasi allo scoperto, l'allieva di Alessandro Gocciadoro non ha interesse ad andare ad implementare il ritmo, c'è 32,7 il secondo quarto di gara. Sulla curva di sinistra Goccia Azzurra in vantaggio su Gravina MF in corda, Guernica LJ di fuori con in scia Glauce degli Dei. Terza in corda è sempre Goal B che precede Gibbs Francis, alla retroguardia all'esterno c'è Gioietta. Si viene sotto alle tribune dopo un chilometro in 1,18,3 di tutto comodo per Goccia Azzurra Cup, che è sempre avanti a Gravina MF, di fuori Guernica LG con in scia Glauce degli Dei, Goal B, Gibbs Francis, Gioietta. 15 sotto alle tribune, si continua così con Goccia Azzurra Cup in vantaggio nei confronti della coppia composta da Gravina MF e Guernica LJ. Accelera in progressione la battistrada, Guernica LJ ora prova a far sul serio. Goccia Azzurra continua in controllo, sempre seconda sotto Gravina MF, 14,7 di là, 2,3,3 per il miglio di gara. Goccia Azzurra Cup è in vantaggio, muove in terza ruota Glauce degli Dei, che dà il parziale, aggira Guernica LJ, cerca di portarsi sulla leader che però ora accelera. Gravina MF sposta la sua scia, sbagliato Glauce degli Dei. Goccia Azzurra K è in vantaggio nei confronti di Gravina che ci prova, si difende Goccia Azzurra, insiste Gravina. Goccia Azzurra K nel finale stacca e vince netta nei confronti di Gravina MF e poi Goal B. 28,6 gli ultimi 4, 1,16,3. Percorso di testa vincente di Goccia Azzurra Cup, Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casilli, colore della scuderia Spallina. Facile successo in percorso di testa della figlia di Maraja e Twilight Lux, che Antonio Di Nardo porta in testa. Percorso tattico, stacco finale, Gravina MF corre bene, fa il secondo, appostata in corda. Al terzo Goal B, avanti a Gibbs Francis, praticamente tutto il treno in corda. Com'è partito? È arrivato.